Oltre 200 gli invitati nell'ex convento di Santa Caterina per festeggiare il matrimonio di Mario Conte ed Elisa Barbon. Tanti volti noti del mondo imprenditoriale, politico, sportivo, dal presidente di Confindustria Veneto Est Leopoldo Destro al ministro della giustizia Carlo Nordio, dagli esponenti della Lega di oggi e di ieri, Alberto Stefani e Dimitri Coin, Gianantonio Darè, Federico Canere e ancora Roberto Marcato, e poi gli uomini e le donne della giunta comunale, i rappresentanti del consiglio comunale sia dalla maggioranza che dell'opposizione, e poi Adriano Panatta e Fausto Pinarello. Tanta l'emozione a partire da chi ha ufficiato la cerimonia. Non è che sia un professionista di matrimoni, ne avrò fatti una decina, però insomma il matrimonio di Mario Conte ci tenevo, mi ha avvisato per tempo, non mi sono preparato per tempo, però insomma è venuta una bella cerimonia e diciamo che soprattutto ha saputo organizzare bene, quindi direi che è un matrimonio iconico, definiamolo così. Emozionatissimo anche uno dei testimoni dello sposo. È stato un vero onore che Mario abbia scelto me, Mauro e Marco per fargli da testimoni. Siamo degli amici, soprattutto e prima di tutto, prima ancora che fosse sindaco, e quindi è stato sicuramente una giornata di festa. Chiaramente siamo testimoni anche di Elisa e quindi cercheremo di onorare questo giuramento anche noi. Esponenti politici, ma prima di tutto amici, che hanno voluto condividere questa giornata di festa con gli sposi, augurando loro una vita di felicità. L'augurio di continuare ad essere quello che sono. Bravi, belli, amanti di questa splendida città che è la mia città. È stata sicuramente una cerimonia bellissima tra due persone che si sono conosciute, frequentate e oggi hanno coronato il loro sogno d'amore, naturalmente con tanta gente. Mario è un amico e sono felice di essere tra gli invitati di questo momento che penso sia il più bello della sua vita. Poi Elisa è una ragazza speciale, quindi sono felice per loro e gli auguro veramente di vivere una vita di grande felicità. L'ultimo augurio speciale da un ospite speciale. Io frequento tutta la plaga nostra e ci sono casi di 12 figli, non pretendo tanto, ma però vorrei che si verificasse che anche il sindaco che predica tanto fosse il primo ad avere un figlio. Grazie.